L'arcivescovo Monsignor Damiano, alla luce degli sbarchi delle persone migranti sulle coste dell'isola di Lampedusa e sulla loro accoglienza negli hotspot, ha voluto lanciare un appello proprio sul fenomeno migratorio. Le nuove ondate di sbarchi di migranti sulle coste lampedusane richiedono con urgenza che le migrazioni, più che essere bloccate, siano governate. Sarebbe ingenuo continuare a considerarle come un fenomeno emergenziale, senza considerare che costituiscono ormai un dato fisiologico e strutturale. Negli ultimi 20 anni, afferma Monsignor Damiano, Lampedusa e Linosa, con la loro capacità di accoglienza, hanno garantito un approdo sicuro a uomini e donne in cerca di salvezza, nonostante politiche spesso ambigue e altalenanti, ma ora non è più così. Pur consapevoli che è difficile e riduttivo assumere in poche righe eventi che vedono la dignità di migliaia di persone e meriterebbero descrizioni più accurate, va evidenziata brevemente l'attuale situazione. Le favorevoli condizioni meteorologiche e marine nel Mediterraneo centrale hanno spinto migliaia di persone a intraprendere in questi mesi il viaggio dalle coste settentrionali dell'Africa verso l'Europa. La strategia di allontanare le navi della flotta civile umanitaria dal Mediterraneo al fine di non intasare i porti del sud Italia, come era prevedibile, ha costretto la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza a condurre a Lampedusa la quasi totalità dei naufraghi salvati. I trasferimenti, continua Don Damiano nel suo comunicato, con navi dedicate che negli ultimi 2 anni avevano in gran parte garantito ai salvati brevi periodi di permanenza e diminuito notevolmente i periodi di sovraffollamento dell'hotspot, risultano adesso totalmente inadeguati. Malgrado sull'isola da oltre 20 anni esistono strutture destinate all'accoglienza delle persone migranti, non era mai accaduto che nel giro di soli 2 mesi ben 3 persone, e tra questi anche un neonato, morissero al loro interno. L'ormai quasi fisiologico sovraffollamento rende perciò inadeguato l'hotspot di Lampedusa al suo uso e costringe i suoi ospiti a condizioni di vita sempre più disumane, senza considerare che la costruzione in uno spazio angusto lascia presagire la reiterazione di eventi violenti con grave rischio per gli ospiti e per gli operatori. Al fronte di questa situazione, continua Don Damiano, il sostanziale silenzio delle istituzioni politiche di governo e di opposizione, malgrado l'efficace copertura mediatica dei recenti accadimenti, aumenta notevolmente la preoccupazione che tutto si ripeta secondo uno schema classico e quasi prevedibile. In questo scenario riteniamo pertanto urgente e necessario porre in essere scelte politiche coraggiose che possano portare a un definitivo cambio di rotta, proponendo in particolare di aprire immediatamente canali legali di ingresso in Europa che consentono alle persone di intraprendere viaggi sicuri e legali, limitare unicamente ai soggetti particolarmente vulnerabili l'accoglienza sull'isola di Lampedusa, destinare risorse consistenti alla cooperazione internazionale per favorire lo sviluppo politico e sociale, sospendere qualsiasi accordo in materia di migrazioni con paesi governati da dittature che non rispettano i diritti umani.